La Fondazione Santa Cecilia Portogruaro affoga nei debiti. Lo sostiene il consigliere del Consiglio di amministrazione della Fondazione stessa, Michele Lipani, che è con noi nella nostra redazione del Veneto assieme a Rosario Padovano. Prego. Allora, grazie della linea. Innanzitutto abbiamo invitato Michele Lipani per la prima volta in qualità di consigliere della Fondazione Musicale Santa Cecilia. Dobbiamo stabilire come stanno le cose. Consigliere Lipani, lei che situazione ha trovato? Davvero questo debito rischia di segnare profondamente le attività della Fondazione? Allora, la situazione è questa, e parlano le carte, non parlano le persone così a vanvera, si parla sulle carte e sui documenti che ci sono. Carta canta, insomma. Carta canta. Sui documenti della Fondazione Musicale Santa Cecilia e dei documenti che si riferiscono ai bilanci sia del Comune che della Provincia. Il 30 marzo 2009, tutto comincia da lì, l'Assemblea dei Soci, Bertoncello Zoggia, all'epoca hanno autorizzato a chiudere il bilancio 2008-2009 con una passività di 373.000 euro. Questo è stato l'input dato in quella assemblea dei soci e così si è chiuso il bilancio d'altra parte. La cosa ancora più grave è che la previsione per l'anno 2009-2010 organizzate le stesse attività che si sono fatte negli anni precedenti porta a un disavanzo di ben 737.000 euro. Cioè lei mi sta dicendo che il debito raddoppierà? Esattamente, stando alle carte e ai preventivi è questo. Ora, io ho sentito dire che i soldi ci sono nei bilanci, eccetera, eccetera. Nei bilanci, cominciamo con quello del Comune, nel bilancio del Comune, a parte le quote associative che sono messe già a bilancio, quel bilancio consuntivo dei meno 3,73 ci sono già dentro gli incassi delle quote associative, c'è già dentro l'incasso della quota per la gestione del teatro che il Comune ha messo a bilancio. Quindi non ci sono ulteriori soldi. Benissimo. I meno 3,73 sono tutti in meno. Purtroppo e non c'è nessuna copertura di bilancio nel bilancio del Comune. Benissimo. Non insomma, esiste i debiti della Fondazione... una delibera ulteriore a quelle che sono state dette. È scaduto il tempo, purtroppo il tempo è tiranno. Il debito della Fondazione raddoppierà e questa è la notizia che ci vuol dare questa sera. Speriamo naturalmente che purtroppo qualcun altro riesca a ripianare i debiti. queste. È finito il tempo, mi dispiace. Linea alla redazione centrale.